Oggi nuovo messaggio vocale dell'imprenditore Rodigino che dal Messico chiede aiuto alla sorella veneziana raccontando di essere in pericolo di vita. Nelle immagini inviate anche l'assalto di un commando alla sua abitazione. Il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Cantone sottolinea come per il Mose ci siano molti più problemi di quanto ci si potesse immaginare e anche scarse chiarezze su una serie di cose che stanno avvenendo. Tra i grandi progetti per la rivitalizzazione di Porto Marghera non solo un maxi impianto di gas ma anche la candidatura al centro di ricerca sulla fusione nucleare, l'annuncio del sindaco Brugnaro. Nuovo cedimento stradale in via Gobbia a Campalto tra i disagi del traffico, nuove denunce dei residenti, la strada è stata nuovamente interdetta alla circolazione. Una vera e propria rivoluzione del trasporto pubblico locale, grazie a una nuova app presentata a Ca' Farsetti sarà possibile gestire i vari mezzi ma anche e soprattutto viaggi e spostamenti. Lino, il gondoliere che ha aiutato una quindicenne trevigiana disabile facendola salire gratuitamente in gondola, premiato stamattina dal governatore Luca Zaia a Palazzo Balbi. Intervento eccezionale all'ospedale di Portoguaro, un 65enne con 4 reni è potuto tornare alla normalità dopo 5 ore, ne sono stati tolti 2. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. L'edizione veneziana dei nostri telegiornali che si apre con le ore d'angoscia che si vivono a Cavarzere per una famiglia in attesa di sapere novità da un parente originario del Rodigino in Messico e che dice di essere in pericolo di vita. Oggi un nuovo messaggio vocale dell'imprenditore Alessandro Bozzato che appunto chiede da giorni aiuto alla sorella. La Farnesina e l'ambasciata italiana in Messico stanno cercando di rintracciarlo. Nelle immagini inviate in questi giorni anche si vedrebbe l'assalto di un comando armato alla sua abitazione. L'unica certezza per adesso è che è ancora vivo, nascosto chissà dove. Un nuovo messaggio vocale dal Messico arrivato oggi da Alessandro Bozzato alla sorella Erika a Cavarzere. Vivo sì, ma la intricata situazione da incubo non sembra essere cambiata dagli ultimi messaggi arrivati nei giorni scorsi. Parole rivissute dall'avvocato Sofia Tiengo, legale della sorella Erika. Sì, io sono qui, sono solo, sono stato abbandonato anche da quella che era la famiglia che avevo qui. Mi devi aiutare, aiutami. La voce è appunto spessata e racconta di una situazione che lo vede nascosto. Lui ritiene insomma che in Messico lo ammazzeranno. Messaggi vocali sul cellulare arrivati a partire dal 10 gennaio e corredati da video mandati dal fratello Alessandro, 52enne imprenditore rodigino che vive e lavora in Messico da 20 anni. Ore drammatiche per la famiglia Bozzato, non solo la sorella ma anche papà e mamma dell'uomo che Farnesina e ambasciata italiana a Città del Messico stanno cercando per aiutarlo. Bozzato è un imprenditore nel settore farmaceutico e dei macchinari sanitari, ma con affari anche nell'edilizia. 2 o 3 volte all'anno scende in Italia per salutare i familiari. L'ultima visita a giugno, poi non ci sono stati più contatti diretti. Qualcosa sarebbe successo proprio in quei mesi. Nei messaggi sconnessi mandati in questi giorni, Bozzato racconta di essersi messo in affari con un socio rivelatosi un delinquente che gli ha estorto denaro minacciandolo. L'odissea sarebbe nata qui, diventando un incubo, perché proprio quel socio, racconta Bozzato, è morto poco dopo e ora gli amici poco raccomandabili del defunto avrebbero dato la colpa a lui. Dai messaggi non è facile ricostruire una storia, perché la cosa che emerge sopra le altre è la paura. E la paura e la mancanza di fiducia che Alessandro lamenta a 360 gradi. Da quel momento sarebbe iniziata una fuga di mesi vissuta nel terrore e a testimonianza di questo Bozzato ha mandato un video con le immagini delle telecamere interne alla sua abitazione. Vedrebbero un'incursione di soggetti con armi e si vede anche chiaramente che questi soggetti a un certo punto si avvedono della telecamera e la rompono con il calcio del fucile o del mitra, quello che è, insomma, però proprio rompono la telecamera. Il 52enne sarebbe scappato per un soffio all'agguato e da quel momento sarebbe come un fantasma, nascosto da qualche parte, senza documenti o soldi, vivendo la giornata, e che ora chiede aiuto alla sorella per tornare in Italia. Messaggi e video sono stati acquisiti dai carabinieri e girati alla Farnesina, che si sta occupando senza sosta del caso. E allora parliamo del Mose, ci siamo occupati del Mose in queste settimane parlando del nuovo slittamento dell'avvio all'opera con soldi che ancora mancano. Ebbene, oggi ne ha parlato anche Raffaele Cantone, il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, parlando di scarsa chiarezza ancora
sul Mose, tanto che la Procura di Venezia ha confermato di avere alcuni filoni di indagine aperti sulla costruzione del Mose. Una conferma che arriva proprio dopo le parole espresse oggi dal Presidente Cantone. Sentiamole allora queste parole sul Mose. Per il Mose ci sono molto più problemi di quanto immaginassi, devo dire. Ci sono anche un po' di incertezze e di scarse chiarezze su una serie di cose che stanno avvenendo. Per un fatto di riservatezza non posso dire altro. Devo dire che il commissariamento nella prima fase è riuscito a dare un segnale di discontinuità che c'è ancora. Quello che però adesso, le difficoltà di adesso non tutte sono spiegabili, dobbiamo capire bene cosa sta davvero avvenendo, perché io credo che ovviamente in quella realtà il ripristino della legalità è stata una necessità, però poi dobbiamo anche essere in grado di portare i risultati, perché se la legalità non porta risultati dà l'idea che non conviene. Nuove ombre dunque sul Mose e quindi vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Intanto a proposito di progetti, ci sono grandi progetti annunciati oggi dal sindaco Luigi Brugnaro per la rivitalizzazione di Porto Marghera. Proprio l'anno del centenario di Porto Marghera, non soltanto la creazione di un maxi deposito di gas da 100 milioni, ma anche una importante candidatura. Sentiamo quale. È un investimento di un'azienda privata che farà un deposito di gas specifico per un gas più ecologico per i camion, per i mezzi pesanti e anche per le navi da crociera. È un investimento che consentirà di avere posti di lavoro, un ulteriore recupero di un'area degradata di Mestre, di Marghera. Grandi progetti per la rivitalizzazione di Porto Marghera annunciati dal primo cittadino, che però non vuole ancora svelare troppi dettagli in quello che sarà l'investimento di un'azienda privata. Non solo, con Regione e l'Università di Padova sarà lanciata una candidatura importante. Noi ci candideremo a ospitare un centro di ricerca di fusione nucleare. Adesso c'è la fissione, che ovviamente in Italia abbiamo deciso di non fare. C'è un progetto mondiale assieme ad altri stati che segue la Comunità Europea e l'Italia dovrà decidere in quale luogo mettere questo centro di ricerca. Parliamo di un investimento di 500 milioni di euro e verrà gestito direttamente dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Padova. Un progetto ambizioso che secondo il sindaco ha tutte le potenzialità per essere realizzato, a partire dall'area che potrebbe essere una di quelle cedute al comune nell'ambito dell'accordo con Eni all'interno del petrolchimico. Sono diversi lotti, lì stiamo identificando il migliore, sarà probabilmente dentro la zona del petrolchimico che è già anche abbastanza ben difesa, si farebbe fatica a mettere un'azienda privata che ha i contatti con i fornitori. È l'energia pulita, il giorno che la dimostriamo è da Nobel questa cosa, però che Venezia sia una delle parti di questo progetto mondiale sarebbe per noi un grande onore, insomma, ed è l'idea che vogliamo recuperare l'industria e l'idea della manifattura, del lavoro a Porto Marghera, quello che non si è mai voluto fare. Con la cronaca Salzano, shock e cordoglio per la morte a soli 21 anni di Andrea Comelato, giovane che è stato trovato senza vita ieri mattina dalla madre nel suo letto, un decesso per cause ancora sconosciute, tanto che potrebbe essere necessaria un'autopsia per indagare le cause di questa morte improvvisa. Un ragazzo molto conosciuto e ben voluto che amava il basket, giocava nel Jolly Basket di Santa Maria di Sala, società che ha già sospeso tutte le attività per il lutto. Ovviamente una morte apparentemente per ora inspiegabile che ha gettato nel cordoglio un'intera comunità. E adesso torniamo a Campalto. 20 giorni fa c'era stata la prima voragine che si era aperta nella strada, tante polemiche, disagi. Stamattina è accaduto di nuovo. Nuova voragine a Campalto in via Gobbi, oggi come 20 giorni fa ha ceduto di nuovo la strada formando questa grossa buca. Il cedimento dopo il passaggio di un bus carico di persone verso le 6 del mattino a ridosso del cantiere per il passante. Non so neanche a me cosa che pensa, sai, perché qualche giorno ne vengono tutte le case. Hai paura che la casa crolli? Altro che. Hai proprio il cantiere attaccato a casa? Sì. E come si vive col cantiere attaccato a casa? Un po'... non bene, più che altro ci sono tante vibrazioni, si sono spostate le foto da dentro le cornici, dentro casa. Come disastrata questa strada, peccato perché è già la seconda volta che capita questo incidente, non dico tanto piccolo proprio.
Strada nuovamente chiusa al traffico tra disagi e incidenti in diretta, e tra i residenti c'è chi denuncia la casa comincia a presentare segni di evidenti crepe e non soltanto. Ad esempio le controfinestre hanno tutte le viti che si mollano, cose del genere. Però dicono che sono cose naturali che possono accadere nel tempo. Il cedimento perché sembra si sia scavato troppo a ridosso della falda acquifera. Secondo me non bisognerebbe più scavare, qui è pieno di falde, la gente da piccola scavava per trovare l'acqua come gioco, per cui è inutile scavare. È proprio inutile la strada. Speriamo che si possa ripristinare quantomeno il senso unico alternato già da domani, questo ci dicono, speriamo che sia così, però chiaramente dobbiamo trovare una soluzione che permetta al cantiere di proseguire e ai cittadini di fare la loro attività quotidiana. E sul caso arriva la diffida del comune contro ANAS, responsabile del cantiere. Troppe falle, sbotta l'assessore Boraso. Siamo alla quarta voragine, abbiamo dovuto chiudere la strada, ci hanno garantito che domani dovrebbe ripristinare la viabilità. Messa una toppa sulla nuova buca di grosse dimensioni, ovvero una super colata di cemento, con la strada chiusa, l'accesso di fatto è interdetto per chi da Favaro deve andare a Campalto, come è il caso di questo fattorino. Non sono informazioni, non ho visto la strada, dopo sono qua, ho svuotato la cassetta, volevo andare all'ufficio postale, è chiusa, devo tornare, perdo il tempo. E dopo arrivo tardi, dopo dicono la colpa è nostra. L'assessore di reparto Renato Boraso si lancia contro ANAS e il cantiere dalle troppe falle, dice, e parte con le accuse. Qui il responsabile del cantiere è l'ANAS, il comune, la direzione con il capo di gabinetto ha scritto all'ANAS, ci devono garantire, certamente hanno capito e hanno sospeso lo scavo dei micropali al di sotto, perché altrimenti non possiamo rischiare l'ennesimo disastro, perché qui ci è andata bene sinceramente fino ad oggi. Altro tema caldo in terraferma, quello della sicurezza. Un giovane rapinato da un uomo che lo minacciava con una siringa e poi una rissa in via Cappuccina. Intanto giovedì ci sarà un corteo contro la violenza. Dammi tutto o ti infetto. Così, sotto la minaccia di una siringa usata, un 22enne mestrino è stato aggredito alle spalle, rapinato del cellulare e del portafogli con i 50 euro all'interno. La rapina ieri nella tarda serata, mentre aspettava il padre lo andasse a prendere nella zona lungo la stazione Eni di Mestre. Altra zona, altra aggressione. Poco più tardi, verso l'1 di notte, in via Gozzi e poi spostatasi tra via Cappuccina e rampa Cavalcavia. Qui i residenti, impauriti dalle forti urla e schiamazzi, hanno subissato di telefonate il centralino della questura per chiedere l'immediato intervento delle volanti, vista la violenta rissa in atto, sembra, per questioni di droga tra un gruppo di albanesi e un 24enne tunisino preso a calci e pugni con una sospetta frattura nasale. Degrado e violenza in una città che però reagisce e chiama a raccolte cittadini per la manifestazione di giovedì alle 15 al Sottopasso, dove nei giorni scorsi è stata rapinata la sordomuta 43enne. Che ora di mettere la parola fine, c'è solo un modo, il DASPO. Per questo noi abbiamo organizzato una manifestazione al quale speriamo aderisca molta gente. A proposito di cronaca, una notizia singolare di cronaca, una cittadina rumena di 42 anni che ha telefonato direttamente al 113 comunicando di aver occupato un appartamento dell'Ater a Mestre perché dichiarava di trovarsi in stato di necessità, avendo la priorità di provvedere a una sistemazione abitativa per sé e i suoi figli minori di 11 mesi e 2 anni e di un terzo figlio 21enne. La polizia ha contattato l'ente per comunicare l'accaduto e inviato una pattuglia sul posto. I poliziotti hanno accertato il danneggiamento della porta d'ingresso dell'appartamento e all'interno la presenza della donna con i suoi figli. Si procederà a segnalare il fatto all'autorità giudiziaria. Resta appunto il fatto che dopo aver occupato questo appartamento dell'Ater, la donna si è autodenunciata. A proposito di immigrati, l'Italia non può accettare tutti gli immigrati. Qui non è questione di essere xenofobi o razzisti, ma è questione di essere logici o razionali. Dobbiamo decidere se la nostra etnia, se la nostra razza bianca, se la nostra società deve continuare a esistere o se deve essere cancellata. Sono le parole che in queste ore stanno facendo il giro dell'Italia, le parole della polemica, la bufera politica attorno al candidato presidente della Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana, che poi sarebbe corretto rispetto a queste dichiarazioni. Sentiamo allora cosa pensano i veneziani di queste dichiarazioni molto forti.
Ma secondo me sono tutte chiacchiere che tanto per dire qualcosa, non trovo che ci sia niente di vero. Sì, non sono pochi, ma da qua a estinguere la razza bianca penso che sia un discorso un po' troppo impegnativo da affrontare. Chiaro, l'apertura delle frontiere, tutti questi immigrati che arrivano, questo mescolamento di razze c'è, è inutile negarlo. Però solo il tempo dirà cosa dopo andremo ad affrontare, è un discorso forse troppo prematuro adesso. È una frase forte, ma forse non voleva neanche dire la razza bianca, secondo me, perché mi sembra un po' esagerato, forse ha sbagliato ad esprimersi. Nel ruolo che veste sicuramente non è una cosa che va a suo favore sicuramente. Io lo riterrei uno sbaglio di parlare veramente. È scivolato, ho fatto un scivolone. Certamente non dovrebbe succedere, però può succedere a tutti quanti che si fa uno scivolone. Ma è stata una battuta che ha detto scusa, si è scusato sto signore e ha detto scusa perché non sapeva come comportarsi, aveva detto una battuta, tutto qua. Sbagliato, assolutamente. Non condivido quello che ha detto, è stato un errore, però tutto sommato prima gli italiani. Non è una questione di razza, è una questione di cultura diversa dalla nostra, è tutto un discorso. Lui ha sbagliato, lo ha ammesso, ha fatto ammenda, d'altra parte si sbaglia, no? Anch'io, diciamo, un pochino sono razzista, lo ammettere, perché in questo paese prima noi e dopo le altre persone, e lui naturalmente si è scusato e va bene così, perché anch'io, lo ammetto, sono una leghista. Un dibattito ovviamente destinato a continuare in questi giorni di campagna elettorale. Adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, scusate. Rieccoci in studio, telegiornale di Venezia, lo ricorderete, Lino, il gondoliere generoso che ha fatto fare un giro gratis a una ragazzina trevigiana disabile, alla sua famiglia che erano in difficoltà in centro storico a Venezia. Oggi la premiazione a Palazzo Balbi. Presidente gondoliere. Intanto questi sono tutti sodi e avrebbe perfetta forma fisica. Così ha voluto mostrarsi stamani al Balbi il governatore Luca Zaia, indossando la classica maglietta a righe bianche e nere del gondoliere, spegnendo di fatto ogni polemica nata attorno al gondoliere generoso Lino Garbisi, premiandolo per aver regalato un giro gratis in laguna nei giorni scorsi ad una quindicenne disabile trevigiana e alla sua mamma, in premio il gonfalone veneto. È l'unica bandiera, pensate, della storia e nelle bandiere del mondo che era scritta pace al suo interno, Pax Tibi, Marcia Evangelista Meus, pace a te Marco mio Evangelista. 1100 anni di storia che non vanno ripudiati, vanno valorizzati, che è storia di solidarietà, di compassione, di grandi partite, di cosmopolitismo, anche se volete, no? Pensate a Venezia cosa è stata a livello internazionale. È un gesto, ripeto, quasi quotidiano, però in questo momento qui ha fatto anche una buona risonanza, diciamo, forse perché la gente si è un po' inaridita. Da Venezia è già partito anche un pacchetto speciale verso San Vendemmiano, direttamente a casa della famiglia Durigan. Questo è un regalo, immagino, per Chiara e la mamma Katia, è una bella maglietta e poi offerta dall'associazione dei gondolieri, vale ancora molto di più. Poche ma sincere ed eloquenti le parole di Lino. Grossa emozione. Vabbè, insomma, dai. Un eccezionale intervento all'ospedale di Portogruaro, un uomo di 65 anni che un decennio fa era stato sottoposto al trapianto di entrambi i reni in quanto i suoi stavano progressivamente smettendo di funzionare, sono stati asportati 2 dei 4 organi che possedeva a causa di una patologia tumorale. L'intervento, come dicevamo, è avvenuto presso il reparto di urologia dell'ospedale di Portogruaro. Il protocollo medico prevede in questi casi che il trapianto avvenga senza la rimozione dei reni precedenti a causa dell'elevato pericolo per il paziente. Pertanto il 65enne si era ritrovato con 4 organi. Dopo 5 ore di sala operatoria, dicono i medici, abbiamo rimossi entrambi con la tecnica laparoscopica che ha permesso al paziente un recupero decisamente più veloce rispetto alla tecnica chirurgica tradizionale. Quindi un intervento davvero singolare e anche all'avanguardia, nonché molto difficile all'ospedale di Portogruaro. Una rivoluzione per il trasporto pubblico. Stamattina è stata illustrata H Farsetti e tutto nasce da una app, un'applicazione tecnologica.
Rivoluzione nel trasporto pubblico locale, che parte proprio dal Veneto. Basterà scaricare una semplice app per avere a portata di smartphone tutti i mezzi e pianificare i propri viaggi. Da A a B, da un punto A a un punto B di qualsiasi parte del Veneto ma dal mondo, puoi andare ad attivare un unico biglietto su qualsiasi mezzo di trasporto, la gomma, la navigazione e per alcuni tratti quello ferroviario. Auspichiamo che con la Regione Veneto di mettere assieme questa applicazione per arrivare anche al trasporto ferroviario completo e quindi avremo il biglietto unico. Da oggi comunque si parte, il Veneto è il primo ad avere un'applicazione così modulare che può viaggiare su tutti quanti i mezzi di trasporto. Dopo anni di sperimentazione, la app presentata a Cafarsetti alla presenza del sindaco, dell'assessore regionale ai trasporti e delle varie parti coinvolte, raggrupperà le aziende di trasporto locale per l'emissione unificata dei biglietti di viaggio. L'obiettivo nostro è quello di arrivare al biglietto unico e quindi ad arrivare non solo ad una tariffa unica per tutta la regione che sia uguale tra ferro e gomma e con tutte le dovute considerazioni per l'acqua, ma arrivare anche ad una integrazione intermodalità dove ci si può muovere all'interno di tutta la regione utilizzando un mezzo pubblico, poi che sia di un tipo o dell'altro non importa. L'app è scaricabile gratuitamente, è multilingue, quindi funziona in ogni parte del mondo. È di facilissimo utilizzo, basta impostare il punto di partenza, la via di partenza di quella città a un'altra via di partenza e avrai tutta quanta la tratta di percorrenza con i tempi di snodo tra un mezzo e un altro senza dover pensare a quale mezzo prendere, con quali orari. Hai tutto quanto, hai anche le piccole tratte a cammino se da un punto a un altro punto dove c'è la fermata di un autobus anziché quella del vaporetto di Venezia. Hai quanti minuti, poi devi percorrere a piedi per andare a prendere quel mezzo lì e hai tutti quanti gli orari. Siamo in chiusura, io vi ricordo però l'importanza del nostro servizio, lo dico ad antenna, se volete segnalarci problemi di servizio del vostro quartiere, della vostra via, del vostro paese, potete farlo con le 3 modalità consuete. Redazione @antena3.it per lasciare un messaggio nel quale raccontate cosa non va. Oppure 0422 023 0898 nel quale potete raccontare il disagio con un messaggio lasciato nella segreteria, ricordatevi di lasciare anche il vostro recapito e indirizzo, e poi 351 175 5340 sms e whatsapp per visualizzare con foto e immagini qual è il disservizio, qual è il problema e noi interverremo per cercare di risolvere questo problema. E vi ricordo, prima di lasciarci, prima di salutarci, 20:10, dopo il TG di Treviso, ancora politica sotto i riflettori, questa sera con Ferdinando Avarino, politica, ovviamente si parlerà anche della polemica, della bufera sulle parole del candidato del centrodestra alla Lombardia, le parole sulla razza bianca, ma non solo, ovviamente tanti appuntamenti, si parla di autonomia e dei tanti temi sul piatto, con Riccardo Barbisan, consigliere regionale della Lega Nord, e con Stefano Fracasso, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Bel tempo sulle nostre regioni, sarà una giornata all'insegna del sole pressoché ovunque, salvo per qualche addensamento, ma sarà del tutto innocuo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bella giornata all'insegna del tempo asciutto, sarà ampiamente soleggiato ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche foschia o nebbia mattutina tra Trevigiano e Veneziano. Diamo ora uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 11 gradi, valori minimi tra 1 e 3 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Torna ad essere asciutto e stabile il tempo su tutti i settori della nostra regione. Ampio soleggiamento con cielo poco o parzialmente nuvoloso e con locali e innocui addensamenti e con qualche foschia, specie su Udinese e Goriziano. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, minime tra 2 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo anche sulla nostra regione, dove sarà ampiamente soleggiato con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Tuttavia prevediamo qualche addensamento e locali nevicate anche a bassa quota sui settori di confine.
Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, minime tra 1 e 2 gradi. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati occidentali sulle zone costiere e forti al largo. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci!